giretti, però no a puntinare, devo andare a trovare amici, si vengono addosso. Questa gente affettuosa. SP35, sai la vita, gira a destra. Tutte sti giri, sti trip per dirmi gira a destra. Insomma, dai camper in terza, parti in terza a far vedere che ce la fai. C'è nuvoloni, pioggia, ma questo un po' dappertutto, tutta Italia, cioè tutta Italia. Non so, credo, mi sembra. Cosa positiva, non c'è traffico, si vede che ci hanno rinunciato tutti. Vediamo dietro di me, no, non sono io che genero traffico dietro, non c'è traffico neanche dietro, quindi vuol dire che proprio non c'è traffico. Bene, molto bene. Piove, il camper comunque si muove, tanto verde in questi posti, sono a 60 km da Ravenna adesso. Ferrara, cosa ho attraversato? Un po' in teoria. Camper KTM e là, bello. Peccato che piove perché guarda quanto verde, bella la strada, piacevole, no, da fare in camper, tutti sti campi, sti boschi, tutto sto verdume qua, tutta sta verdura qua. Comunque non c'è assolutamente tutto quel traffico che avevano detto al telegiornale, assolutamente. Tanti camper ho visto, cioè una roba, un camper ogni 10 macchine. Tra l'altro ne ho uno davanti e uno dietro, cioè sono molto affettuosi, vogliono stare tutti in compagnia, hai capito? È che adesso che ho questo davanti arrivo domani, no, non questo con la station, questo è il camper, saremo 60 all'ora, cioè sono io che devo intralciare il traffico, porca miseria. Abbazia di Pomposa ha segnato qua, però no, con questa pioggia dove vado a puntinare, sai, capito? Lasciamo perdere, andiamo diretto. Si trova un posto che non piove, che è carino, allora ci si ferma e gli si dà una puntinata, se no è sprecato. Tanto comunque l'Italia dovrò girarla un giorno, quindi Ravenna, appena entrati, guarda che bello, cioè le strade dovrebbero essere tutte così, guarda che roba, tutte, accidenti, vara verde, così è bello, ma a parte bello, si trasforma l'anidride carbonica in ossigeno, no? È bello, tutto così, ecco, ho acceso la GoPro per dire è bello, tutto così, nuvolo, prima c'era il sole, ma forse un secondo te lo sei beccato all'inizio, dai. Oh, dai, da trovare un posticino qua, che anche il cane mi ha detto, dai che ci fermiamo a fare una passeggiata, una pisciata qua in giro a qualche parte, perché deve imporre il suo dominio agli altri cani, no? E quindi deve firmare i posti qua, perché vedo che qua è recintato. Il primo spiazzo che possiamo entrare da qualche parte. Cosa ha trovato questo cane? Cosa ha trovato questo cane? Piscia intanto. Digli, qua è mio, primo, punto 1. Brava, digli. C'è da vedere che ore sono, non ho pranzato. Il cane va bene, gli do adesso. Però io non ho pranzato. Boh, pranzo qua. Sì dai, perché la vista comunque è verso di là, ci sono dei bei colori simpatici. Buono, visto l'orario io pranzeno ora, che sarebbe un incrocio tra il pranzo e la cena, no? Pranzo e cena. Tanto come panorama, occhio, beh oddio non è proprio il massimo, non te lo faccio neanche vedere, no. È un campo, ma non è un campo di grano, nulla di romantico. Passa pallina. Ah, spallina! No, le palline! Oh cazzo, ho preso l'acqua. No, perché? Devasto, bei posti, dai, alla fine siamo stati a Pescara, no, a Pescara, siamo stati a pescare, però cane che è stanco anche il cane, abbiamo girato, bello, molto bello, non ho puntinato un cazzo perché ero in compagnia.
però bello, molto bello, anche adesso è bello, guarda che roba, fermola, riesco a pigliarti? No, meglio di no, non lo faccio. Allora ti descrivo, ci sono le case con le porte, le finestre, i tetti, i camini, fate un po' un'idea di quello che sono. No, bello dai, no, che sono proprio in autostrada, in salita, in vete, ci non vorrei mai sbattere il camper slash abitazione tutto quanto, però adesso ti giro e ti faccio vedere. Oh, sono riuscito a staccarti dal trespolo, guarda che posti, c'era il mare prima e che ho 3 ore per riuscire a staccare sta cacchio di GoPro che fanno gli attacchi sempre più duri, accidenti. Allora, aggiornamento, sono partito da Pescara, ricapitoliamo da capo che magari il video di prima lo taglio, non lo so, io sparo roba a caso, dopo sistemo un attimo quando monto i video. Allora niente, non ho puntinato perché ero in dolce compagnia e basta, però no, ho fatto tante foto, quello sì, tante belle foto, ho visto i castelli, la spiaggia, la collina. Ecco, allora io adesso da Pescara per andare a Venezia autostrada perché la statale fuori è impraticabile, cioè sembra di andare in centro, quindi assolutamente non puoi. E quindi autostrada fino a Rimini, dopo Rimini vabbè, ovviamente ci sarà il disastro, però se prendevo l'autostrada fino a Venezia l'allungavo tanto per niente, perché dopo lì Rimini è tranquilla, no? C'è la Romea pulita, non ho trovato zero traffico venendo su. E così dai, adesso ci spariamo sta autostrada. Cazzo, metti lo scarico nella Focus, cos'è il Subaru? E vabbè dai, ciucciati il mare, ciuccia il mare. Guarda che bello, guarda che colori, bello, molto bello. Qua non so se sono ancora in Abruzzo o sono nelle Marche, boh, no, abbastanza uguale come colori, boh. Niente, su stanco, non riesco a fare un discorso di senso compiuto. Ecco, da questo preciso momento sei nelle Marche, verso il cartello, vabbè, sono entrato da poco. È piacevole come autostrada, no? Tutte queste colline, cioè da me fai tipo Venezia-Milano per capirci, Venezia-Genova, ciao, ti spari. Invece qua no, dai, c'hai anche qualche curvetta, anche in camper puoi sentire un po' le salite, ci sono stati dei tratti che li ho fatti in quarta, però vabbè, insomma, questo sì, perché ha il camper scarrozzo come il mio. Colori, no, appena detto bei colori, ho acceso la GoPro e mi incazzi la galleria. Vabbè sì, qua è pieno di gallerie, bello, molto bello, bello. Passa la galleria, galleria vintage questa, guarda, cioè sono diverse da noi le gallerie come colore e tutto quanto, hanno anche un po' più di bordo, diciamo, no? Questa mi fa molto vintage, quindi è suggestiva, cioè nel senso buono, no? O anche nel senso cattivo, cioè scegli, è uguale. E tac, buongiorno Italia, buongiorno Marche in questo caso. Volevamo andare a Chieti che sembrava bello, però vabbè, dopo non avevamo più tempo per stare assieme, allora abbiamo fatto Pescara e c'erano altri paesini simpatici là. Ho avuto la fortuna di dormire sempre, una volta ho dormito, di dormire in vista mare. Occhio adesso qua, c'è un parcheggio che forse ti faccio vedere il mare ad occhio, a quanto? 230 metri, sì, uscita Grotta Mare, area parcheggio, terrazza sul mare. Occhio, ho fatto una buona cosa entrare qua dentro. Aspetta, dove si va? Ah, qua proprio. Vabbè, allora molliamo un attimo qua il ciccio. No, una putansi pensione quella, no? Tac, dove abito oggi? Aspetta la cane, che devo filmaturation un attimo, rispondere anche là. Sei buono, cazzo, io mi fermerei anche qui a mangiare. Che ore sono? Non ho già mangiato? Ah sì, ho pranzato, vabbè, pranzo 2 volte. Ho trovato una tosteria, abbiamo mangiato in una tosteria simpatica, faceva solo toast, bello. Ma che bello, collina e mare. So che ti sembra lo stesso panorama, ma non è lo stesso panorama, dai Nemo,
guarda il mare, riesci a vedere il mare, guarda che tricolore, bellissimo, veramente bello, tanto bello, da zero a bello, proprio bello. Foto, dai telefono, dai collabora telefono, guarda che robe, no questa no, questa sì, no ho preso la portiera, no ho preso il cartello, cazzo suoni, passano, testa di minchia, rilassante, autostrada perché non vedo l'ora di tornare a casa, diciamo, cioè sono già a casa, ma a casa nel senso che domani lavoro dopo, sai. Ma che bello da buttarsi giù in bici qua, ma che roba? Non là dove ci sono gli alberi, più a destra tipo. Cioè, bello. Bene, io adesso ho mangiato e sono a 53 km da Rimini, poi ancora, porca miseria. Beh sì, perché se ti fermi a mangiare i chilometri non vanno giù, giusto anche quello, vabbè. E cosa mi sono passate tutti? Oh, che colori, spostatevi che dobbiamo vedere i colori, anche tu, via, dai. Ecco, e adesso c'è il coso. Ara che colori, ara che robe. Bello, guarda. Le colline con tutto il verde, c'è l'azzurro, le nuvole, la scia chimica, bello, c'è tutto proprio, bello. Wow, guarda che grafica, che dettagli, gli alberi, il cielo, ma che roba, bello, quell'effetto nebbiolina là, in fondo, sì, cosa vuole questo? Devo rallentare, via che rallento, ecco qua. Che cazzo c'è qua? Ehi, cosa è successo? Io rallento. Beh, adesso mi ributto di qua, no? Fermi che io mi ributto di qua. Cos'è successo? Non robe gravi, spero. Bello, che è San Marino quello? Può essere. Vedi che c'è il castello là in alto a destra o in alto al centro, fa vedere la GoPro. Aspetta, ecco, adesso in alto a destra, no? Può essere San Marino quello. Ma sì, dai che è il castello di San Marino. Guarda che bello, guarda che spettacolo, guarda che colori. Altro che il sfondo di Windows XP, guarda qua. Stupendo. È che adesso no, sono troppo distrutto, domani devo andare anche al lavoro. No, a San Marino ci devi stare una giornata fisso, è troppo bella San Marino. Un giorno ci tornerò, continuerò. Oh, tanti camper veramente, cioè adesso che ce l'ho, guarda che cielo, ara che cielo come dicono i padovani, ara che robe. Comunque dicevo, ora che ce l'ho è noto, no, che ce ne sono tanti in giro. Cioè veramente, guarda anche di là un altro camper, è pieno di camper, porca miseria. E che spettacolo a sinistra, non so se vedi a sinistra, c'è anche il vetro tutto sporco, vabbè, ho provato la linea pulita ma è più sporco per dentro. E fantastico, ecco, adesso mi hanno stroppato il fantastico che vedi, ci sono i paracosi audio qua, vabbè, era bello finché è durato, dai. Comunque una volta quando c'erano le salite, dai camperino, potenza qua, potenza là, cavolo, tutte le salite e discese che ho fatto oggi, pora anima, madonna, quante ne ha fatte, quante, e però si è comportato bene, dai, a parte quella lì da panico, mamma mia, la scalata verticale, mamma mia, ho ancora i sensi di colpa. Sarà per quello che sto andando ai 70 all'ora adesso, perché ho ancora i sensi di colpa l'altro giorno che gli ho fatto fare la mega salita, povero. Che culo della miseria, volevo uscire a Rimini Nord, poco prima dell'uscita a Rimini Sud, ho visto che c'erano tutte le macchine ferme per chilometri e strachilometri, allora sono uscito, mi sono salvato il culo, che fortuna, porca miseria, adesso vado via tranquillo, avanti. Tanto passi qua a Rimini e dopo dovrebbe essere tutto libero. Bene, se guardi su Google Maps, io adesso da Rimini a Venezia ho altri 8 incidenti, cioè altre 8 code causa incidente, buono. Perché entrano alla cazzo, tranquilli, sorpassano, tagliano la strada, ma sì, via, tanto non succede niente. Le puntine del mondo!
aggiornamento traffico in tempo reale, cioè praticamente adesso faccio l'aggiornamento e fra 5-6 giorni pubblico il video, no? E Rimini sempre traffico, sia l'andata che il ritorno, il resto era tutto libero, solo Rimini, cioè sono tutta Italia è andata a Rimini, no, incredibile. E 8 incidenti solo nella statale, 8 incidenti da Rimini fino a Venezia, e in autostrada, perché io ero uscito dall'autostrada perché c'era l'incidente, no? Incredibile. Cioè io inizio a odiare Google Maps, navigatori Google Maps, perché ti butta sempre fuori alle strade, no? Guarda, stradine, ero lì nella statale e lui continua a buttarti sempre fuori e sì, non me ne ero accorto, ero solo al pensiero e non arrivi più dopo, porca miseria. Capisco qua le stradine turistiche, hai paura te Audi di me perché sono grosso, tappa dai che mi sposto, paura di strisciarti l'Audi, figlio buono. No, che ho bisogno di una pausa e tacca anche a piovere, no, che inizia a piovere, nine, cazzo c'è, ancora traffico, basta, via tutti, vengo addosso adesso, mi fracco su come una roba che si fracca su. Vabbè, io sono qua imbottigliato, ma alla fine credo per colpa del Google naviga a cavolo, porca miseria, perché se rimanevo nella statale, invece lui no, deve imbucarti qua nelle stradine, mannaggia, un'ora 800 metri, Maremma maiala, porca miseria. Sì, ma occhio perché c'è traffico, tento sto semaforo qua quando diventa verde, occhio, tienilo d'occhio, eccolo, un casino di rosso che te lo risparmio, occhio adesso, dai, cazzen, no, noi passiamo, occhio, eccolo là, hai visto? Porca troia, 5 secondi di verde, grazie. Vai, corri, cazzen, Tra 600 metri, tedesco, svolta